Uno degli obiettivi principali di questo progetto è naturalmente la protezione delle acque e più in generale dell'ambiente. Quali sono i rischi che l'ambiente può correre con le attuali pratiche agricole? Noi ci siamo focalizzati su alcune di queste, in particolare quindi l'uso dei reflui zootecnici, dell'irrigazione e della concimazione in generale. A me conviene dire in questo momento quali sono i rischi che gli elementi nutritivi che distribuiamo o che ci sono già nell'ambiente naturale e nell'ambiente agricolo possono far correre alla salute delle acque e dell'ambiente in generale. Pensiamo alle emissioni di gas climalteranti, che è una delle azioni prese in considerazione dalla nuova politica agricola comunitaria e in particolare dal Farm to Fork. Come facciamo a ridurre? Prima bisogna conoscerle. Quali sono le vie di fuga, per esempio, dell'azoto, che è uno degli elementi più mobili nell'agrosistema? Noi qui ci occupiamo all'interno del progetto delle vie di fuga rappresentate dalle emissioni di metano, dalle emissioni di ammoniaca, dalle emissioni di nitrati verso le falde e di protossido di azoto. Alcuni di questi sono gas serra, in particolare il più pericoloso, sappiamo dal punto di vista quantitativo, è la CO2, ma non dimentichiamo che il protossido d'azoto invece ha il potenziale maggiore, vale 300 volte circa, una molecola di protossido vale 300 volte il potere riscaldante di una molecola di CO2. Bene, per tutte queste vie di fuga abbiamo messo in atto delle sperimentazioni per andare a misurare l'effetto delle varie pratiche agricole sui quantitativi eventualmente emessi dall'agrosistema. In questo cosa abbiamo potuto valutare? Insomma, una riduzione importante del contributo nel momento in cui le pratiche agricole hanno seguito delle direttive agronomicamente ben codificate, quali l'agronomia ha da sempre messo in atto. Qui vedrete nella giornata e comunque all'interno dei risultati del progetto l'effetto di diverse modalità di aggiornamento tecnico rispetto per esempio alla concimazione con reflui zootecnici, l'interramento rispetto alla distribuzione superficiale, i vari momenti di distribuzione, l'uso delle cover crop per intrappolare eventualmente questi nitrati. Ecco, tutte tecniche che hanno come desiderio principale quello di fermare l'azoto laddove abbia voglia, se possiamo dire così, di uscire dall'agrosistema e di intrappolarlo nelle radici, nel terreno, nella biomassa che si sta formando nel terreno e che costituisce comunque un serbatoio anche di CO2 oltre che di elementi nutritivi, valido per due motivi questo serbatoio. Questo serbatoio, che va sotto il nome insomma di carbon sequestration, serve a sequestrare la CO2 che altrimenti sarebbe nell'aria e costituirebbe uno dei gas serra, a organicarlo dentro la sostanza organica dei terreni, migliorando tra l'altro la fertilità di questi. E dall'altra parte l'azoto, perché ugualmente partecipa sia alla riduzione delle emissioni di gas serra, sia, è altrettanto importante, alla efficienza d'uso di questo elemento, con favorevolissimi risultati sulla riduzione dell'impiego dei concimi chimici, che è un altro degli obiettivi target del Green Deal e in generale del Farm to Fork. Un altro aspetto che abbiamo preso in considerazione per valutare questo impatto favorevole degli agrosistemi sull'ambiente è l'irrigazione. Qui vedrete varie forme di varie tecnologie per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua e degli elementi nutritivi connessi, tant'è che facciamo qui fertirrigazione con addirittura del solfato ammonico che deriva dal liquami zootecnici, per cui rappresenta comunque una sorta di reimpiego aziendale in quella che viene detta economia circolare e comunque risparmio ancora una volta dell'uso di concimi di origine sintetica, ancora una volta nella direzione della Farm to Fork e riduzione dei concimi di sintesi. Qui vedrete anche l'irrigazione
innovativa, cioè l'irrigazione attraverso manichette sotterranee permanenti, che permette una profonda, importante riduzione dell'uso dell'acqua e quindi un importante risparmio di questa risorsa che, ahimè, ci troviamo oggi in una condizione che tutti conosciamo di cattiva, di bassa disponibilità idrica, che non fa altro che metterci qualche preoccupazione in più già per questa stagione produttiva. L'uso di acqua in maniera efficiente ci consente anche non solo di ridurre i quantitativi, ma di migliorare la qualità delle produzioni, perché riusciamo a distribuire l'acqua con questo sistema nei momenti migliori in cui la coltura lo esige e senza, tra l'altro, distribuire o passare con pesanti attrezzature, aumentando il compattamento del terreno. Ecco quindi che stiamo studiando anche in questo caso la riduzione delle emissioni di gas climalteranti grazie anche a questa nuova tecnologia. Tecnologia decisamente moderna, tecnologia innovativa, non così diffusa in regione, ma che anche grazie a questo progetto e a questo GOI crediamo possa essere una importante opportunità di farla conoscere, di farne conoscere i vantaggi e, perché no, di farla adottare su un territorio un po' più ampio della regione e delle regioni limitrofe, quelle che hanno più difficoltà, insomma, con l'irrigazione. Sono qui a questa giornata dimostrativa per vedere sul campo i valori e le nuove, tecniche per la distribuzione degli effluenti in campo, in quanto il refluo zootecnico non è un onere dell'allevatore, ma può essere proprio e utilizzato bene, è una grande risorsa come gestione dei campi, sia a livello economico sia proprio a livello di ottimizzazione della cultura. Quindi sono proprio qui per vedere sul campo questi valori che non sono solo letterari. Noi come CIA di Reggio abbiamo fatto un bando legato alla misura 4.4, che è un bando di innovazione tecnologica legato a questi strumenti che tendono a guardare un pochino più in là per utilizzare al meglio sia a livello economico ma anche a livello di gestione questo refluo zootecnico. Cristiano Fini è il nuovo presidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani. Imprenditore agricolo modenese di Castelfranco Emilia, è stato nominato il 20 maggio scorso dalla 8ª assemblea elettiva, riunita a Roma in rappresentanza dei quasi 900.000 iscritti in tutta Italia. Fini, viticoltore, ha già ricoperto la carica di presidente confederale a Modena e al vertice di CIA Emilia-Romagna dal 2018. Succede Dino Scanavino alla guida dell'organizzazione nazionale negli ultimi 8 anni. L'elezione è avvenuta tra Cristiano Fini ed un altro candidato, il toscano Luca Brunelli. È stata una bella competizione, sana, una competizione che ha portato sicuramente a rinsaldare ulteriormente le file all'interno dell'organizzazione, perché entrambi, sia io che Luca, ci siamo mossi in maniera molto corretta e sicuramente avremo da fare insieme anche in futuro.